possiamo aspettare il 3 di giugno e un'altra massacrata. È una massacrata. Anche perché dobbiamo renderci conto che la nostra categoria è per appuntamento. Dei conti ingentata. Esatto, assolutamente. Guardate, voi Cioè. avete ragione, noi siamo con voi, l'ho detto l'altra volta, tutte le riunioni che facciamo con le regioni, con il governo eccetera, abbiamo posto la questione, abbiamo sollevato il fatto quindi sicuramente di andare incontro a una necessità. Adesso vediamo, perché voi sapete insomma si sta parlando anche di differenziazione tra regioni, il prossimo obiettivo è quello del 18, quello che noi possiamo fare per portare le vostre istanze sia in conferenza delle regioni sia nelle conferenze, nei comitati che facciamo appunto con il governo, lo facciamo perché noi insomma siamo solidali, ma non solo, perché capiamo insomma quello che sta succedendo, quindi credete. Anche perché è un controsenso proprio, non c'è coerenza, non c'è coerenza. Abbiamo letto che le Marche aprono il 15 addirittura. Ma non possono, non No, possono. vabbè ragazzi, Non questi sono tutti fake No, che no, guardate, escono. succede, guardate, allora, oggi è il governo che decide rispetto a queste categorie. Ma- Aspetta, allora, avete visto cosa è successo anche in Calabria, che ha provato ad aprire prima, eccetera, poi è stata impugnata. Il 18 è un momento importante, quindi ci sarà in questa settimana un'interlocuzione, perché può essere che alcune cose, insomma, ma non in Veneto, probabilmente a livello nazionale, insomma, ci sia un allentamento. Noi siamo fiduciosi e speriamo, insomma, che ci sia qualcosa, insomma, da parte del governo, da parte centrale. Le iniziative singole non sono permesse, non sono fattibili, perché però avete visto che anche noi abbiamo fatto con l'ordinanza i campi dove potevamo farlo, quindi delle cose minimali di interpretazione. La vostra è una categoria come quella dei baristi, come quella dei ristoranti, come tutti gli altri, invece che deve aspettare l'avallo a livello centrale, quindi di quello Però che attenzione, cioè, non siamo uguali come categoria, noi abbiamo già dei protocolli di igiene che la legge 626 ci Ma impone. questo Cioè, lo sappiamo, che ci hanno usate creato, la mascherina, che quindi i guanti, cioè, le estetiste hanno le mascherine da sempre, che i fate per guanti. appuntamento, insomma sappiamo tutti queste cose, quindi però loro mettono le prestazioni, quindi i servizi alla persona, proprio perché c'è questa ravvicinanza. Poi guardate, voi sapete c'è un comitato scientifico, c'è insomma Sì, ma non c'è mai un rappresentante al governo che ci possa comunque portare la nostra voce, quello che è la realtà delle nostre, dei nostri negozi. Ma noi tramite la Cioè, è un'ondata che sta succedendo, senza igiene, senza precauzioni. Il virus va di casa in casa in questo momento, lo vogliamo capire. E oltretutto ci portano via le risorse che non possiamo avere. Ma su questo Cioè, io mi auguro deve che i esserci comuni un controllo su Ma questo. no, ma su questo io mi auguro che i comuni insomma stiano facendo i dovuti Ma controlli come fanno? sanzionando anche Siamo anni che combattiamo l'abusivismo. correttamente è giusto insomma salvaguardare la vostra categoria e chi invece non rispetta le regole. Io capisco il momento, ma insomma proprio come dicevi tu, se c'è un problema di sanità pubblica e di salute chiaramente non può essere tollerato l'abusivismo. Non c'è- Ma purtroppo è una piaga che c'è, non possiamo far finta di nulla. Dobbiamo aprire subito e portare via questo campo a queste persone che non hanno, che non rispettano, che non ci rispettano, né ora né quando eravamo aperti. Sono inesistenti, lavorano sotto. Raccogliamo, io raccolgo nuovamente, lo dirò anche al Presidente, raccogliamo nuovamente, ma credetemi insomma su questo argomento, sugli argomenti insomma delle attività che ancora sono chiuse, insomma siamo perennemente, costantemente in contatto con il governo, con le altre regioni e noi stiamo cercando veramente di far passare il messaggio che rischiamo veramente una crisi economica e sociale che non ha uguali. È già in atto la Quindi crisi. ci siamo È già